Angela e Giada, eccoci di nuovo in diretta su Teleradio Veneta da San Bonifacio, perché qui si sta svolgendo la 148esima edizione della Fiera di San Marco. Vediamo già tantissime persone, quindi le vie del centro sono popolatissime e ci ha raggiunto la responsabile eventi di San Bonifacio, Silvia Visentin. Grazie per essere con noi. Prego, un piacere mio, tutto mio. Ciao Silvia, ben ritrovata. Volevo farti una domanda. Che novità ci sono in questa edizione della Fiera di San Marco quest'anno? La novità più importante è sicuramente la centralizzazione di tutti gli eventi in piazza con la tensostruttura, che questo ci ha garantito comunque il pubblico spettacolo nonostante insomma, il tempo un po' incerto. E questo abbiamo portato quindi anche nelle vie del paese, proprio queste del centro, tutti i track che prima invece stavano all'interno del Parco di Tiglia, adesso sono spersi in tutto il centro. Quindi è anche più facile per chi viene a trovarci trovare un po' tutto a portata di mano. Sì, diciamo che si è proprio centralizzato l'amministrazione, in particolare questa nuova amministrazione ha questa volontà, quella di valorizzare il centro storico e valorizzare San Bonifacio. E questa, Silvia, è una manifestazione, come dicevamo, che tra poco si appresterà a spegnere ben 150 candeline, dunque una grande tradizione alle spalle. Quanto è importante però saper anche innovare, insomma onore e onere. Allora, io non la seguo da così tanti anni, la seguo da molti meno, però ho visto la fiera cambiare, ho vissuto proprio con me il cambiamento, da Parcheggio Palù, dove stava solo circoscritta là, l'abbiamo portata appunto a San Bonifacio. Questo è un cambiamento che io ho vissuto in prima persona ed è importante innovare perché la fiera è stata rilanciata proprio nella sua più grande espansione sia di espositori ma anche proprio di attrattività.